Quindi in quella commissione si preparano tutti gli atti riguardanti l'immigrazione e la cooperazione all'immigrazione che poi il Parlamento vota. Sapete chi fa parte di questa commissione? Borghezio, condannato con sentenza definitiva per aver dato fuoco a un paniericcio su cui dormiva un immigrato. Come si fanno a spiegare cose del genere? Io quando mi sono insediata ho parlato col presidente di quella commissione, Juan Fernando López Aguilar, ex ministro della giustizia spagnola, e io ho detto: guarda, io non so come dirlo, però c'è questa cosa che secondo me bisogneremmo valutare, c'è un'incompatibilità. Mi ha detto: guarda, a parte che parla benissimo l'italiano, ma ha detto: guarda, io la so, conosco questo aspetto perché spesso sono stato docente nelle università italiane, seguo la politica italiana, ma io non posso fare assolutamente nulla perché sono i paesi che designano i membri, i partiti che designano poi i membri deputati alle varie commissioni. Ho fatto un intervento in plenaria per chiedere una modifica al regolamento dell'elezione a suffragio universale, a suffragio diretto per i deputati del Parlamento europeo, facendo presente proprio che l'Italia all'ultima tornata ha portato 3 pregiudicati e che non esiste in tutta Europa una legge che vieti ai condannati e ai pregiudicati di candidarli e quindi di eleggerli. Io ho fatto questo intervento chiedendo, tra le altre cose, alla commissione competente, che è la Commissione Affari Costituzionali, di prendere in esame questa richiesta. Tra le altre cose c'è un'iniziativa di tanti cittadini italiani che si chiama Parlamento Pulito, non so se tanti di voi forse l'avranno visto anche attraverso il blog di Beppe Grillo e attraverso il blog di Antonio Di Pietro, però c'è stato fino adesso hanno fatto un po' orecchio da mercante, e io ho chiesto ieri sera alla Commissione e all'AFCO, alla Commissione competente, di valutare questa richiesta, anche perché il presidente dell'AFCO della scorsa legislatura, onorevole Leinen, se ne è fatto carico. Poi si è insediato il nuovo presidente dell'AFCO, che guarda caso è italiano, che si chiama Casini, e ha detto che non se ne parla proprio, che la Commissione non procederà assolutamente. Anche io vi ho ricordato di sera nel mio intervento che proprio l'articolo 192 del Trattato Costitutivo dell'Unione Europea prevede invece che l'Unione si adoperi, il Parlamento si adoperi per stilare un impianto normativo relativo all'elezione al Parlamento Europeo che sia uniforme per tutta l'Unione Europea. Mentre venivo qua mi hanno mandato un messaggio di questi ragazzi, Andrea D'Ambra, che da anni si impegna per questa operazione Parlamento Pulito, il quale mi ha detto: Sonia, dice, si sta muovendo qualcosa perché mi ha scritto Casini, quindi il presidente della Commissione AFCO, dicendo che era stato interpretato male una sua dichiarazione, però loro sono abituati a farsi interpretare male, e che adesso vedrà cosa fare. Quindi piano piano le cose, ma molto piano piano, si muovono. Quando andai in Parlamento per parlare in un minuto di quello che era appena successo in Italia. Vi ricordate che il 5 marzo è stato firmato il decreto salvaliste dal Presidente della Repubblica? Contravvenendo quel decreto salvaliste, ormai credo che conosciamo tutti quanti in che ambiti si sono mossi, che cosa è stato fatto, eccetera. Però a me premeva non denunciare quello che era stato fatto, a me premeva l'aspetto tecnico, cioè l'attuazione della Carta Costituzionale. E quindi il mio interesse era quello di denunciare alla Commissione Europea e al Consiglio Europeo che c'era una violazione dal punto di vista tecnico, e ho rappresentato questo aspetto citando nell'intervento l'articolo 87 della Costituzione, comma 5, da dove dice che il Presidente promulga ed emana leggi e decreti. Ora, tanti di voi si ricorderanno sicuramente quando il Presidente della Repubblica firmò quel decreto e fu attaccato, ci furono le contestazioni sotto Palazzo Chigi, ci furono le contestazioni davanti al Quirinale. Lui l'indomani scrisse una lettera e rispondeva attraverso questa lettera a 2 cittadini italiani. Uno di questi 2 era a favore di quella firma sul decreto salvalista e l'altro invece era nettamente contrario a quella firma. E lui in questa lettera, pubblicata sul sito del Quirinale, spiegava quali erano state le ragioni che avevano portato alla firma. E al di là, insomma, delle motivazioni che possono essere più o meno discutibili, io se sono garante di un pacchetto, così come è stato chiamato, di norme, che poi in realtà chiamasi Carta Costituzionale, se io sono garante di quel pacchetto, devo pensare solo ed esclusivamente a garantire, ne sono custode, ne sono garante, devo pensare solo ed esclusivamente a quello.
Mi ha un po', come dire, sorpreso leggere che un capo dello Stato abbia potuto scrivere, spero che non l'abbia scritto lui, che si sia affidato a consiglieri sbagliati, però lui ha scritto che sul piatto della bilancia c'erano due beni, uno il rispetto delle norme e l'altro il diritto dei cittadini di andare a votare. Erano due beni che bisognava scegliere tra il male minore, tra virgolette. Beh, vedete, io non credo che davanti al rispetto delle norme si possa scegliere qualche altra cosa. Ma il passaggio che più mi ha infastidito di quella lettera è che a un certo punto mi scrive, e vi invito a riflettere su questa cosa: dalla precedente bozza di decreto sottopostami. Quindi cosa significa? Che lui aveva visto non soltanto la bozza del decreto che poi è stato firmato, ma anche la bozza del decreto precedente. Ora, se noi ci riportiamo un attimino con la testa a quell'articolo della Costituzione, quel comma che vi ho citato poco fa, cioè il Presidente emana e comunica. Non c'è scritto che il Presidente può partecipare alla redazione delle leggi e dei decreti. Questa è palesemente una violazione di quello che doveva essere il suo mandato, questo è palesemente una violazione di quello che la Carta Costituzionale fissa e prevede. Allora, nel mio intervento ho fatto presente proprio questo aspetto. Avevo poi un cartello che ho esibito con molto orgoglio, nel quale c'era scritto Pertini non lo avrebbe mai firmato, e dall'altro lato c'era scritto Vendesi Repubblica rivolgersi a Napolitano. Appena ho finito di fare il mio intervento, neanche qualche minuto, e ho visto precipitarsi in aula David Sassoli. David Sassoli, un ex giornalista della RAI, e adesso è capo delegazione del PD al Parlamento Europeo. Del PDL non c'era nessuno. Io non immaginavo che lui fosse lì per il mio intervento, quindi sono andata avevo una riunione di commissione con i paesi tra rapporti Europa e i paesi dell'area mediterranea. A un certo punto mi chiama il mio ufficio stampa per dirmi che David Sassoli aveva fatto un attacco violentissimo nei miei confronti. E in effetti David Sassoli, ex giornalista, si era rivolto al Presidente del Parlamento accusandolo e chiedendogli per quale motivo mi aveva dato la parola e non mi aveva censurato. Ha usato proprio queste parole. Quindi un ex giornalista che invoca la censura. Guardate che bella cosa. E dice: non capisco come lei abbia dato la parola alla collega Alfano e abbia consentito di offendere il Presidente della Repubblica Italiana che proprio 3 giorni fa era in visita al Parlamento Europeo. Il Presidente del Parlamento non ha risposto, però lui se n'è andato così a Beraldo, ha fatto un comunicato stampa dicendo che io, insomma, dissentendo, usando anche parole molto forti, che mi dovevo vergognare, eccetera, eccetera. Ovviamente il PDL non aveva nessun motivo di andare in aula e di fare anche loro il proprio attacco, perché era già stato fatto dalla loro stampella, dal PD, perché altrimenti non si può vedere in un'altra ottica una situazione del genere. L'indomani ci sono stati una serie di attacchi congiunti. Guardate, questa è una cosa che io non riesco a collocarla, cioè non riesco a comprenderla. Ma com'è possibile che il PD e il PDL facciano i comunicati stampa congiunti? Il PD e il PDL fanno i comunicati stampa congiunti, per me è una cosa incomprensibile, perché due sono le cose: o stanno prendendo in giro un intero paese, e io sono di questo parere, o altrimenti pensano che siamo tutti cretini, e forse ci può stare anche questa possibilità.